Il caporalato non ha radici profonde in Veneto, ma è comunque un fenomeno grave da non sottovalutare. A Palazzo Balbi, a Venezia, un'ampia intesa per contrastare lo sfruttamento lavorativo in agricoltura ha visto il suo atto costitutivo con la firma di un protocollo siglato tra parti datoriali, sindacati, istituzioni e ispettorati, che rappresenta il risultato di un tavolo di lavoro costituito nel luglio scorso per favorire l'incontro trasparente tra domanda e offerta di lavoro in campagna. Il significato di questo accordo riconosce che c'è un'esigenza appunto di qualità del lavoro, soprattutto, quindi riconoscere che il caporalato indebolisce il settore è un passo avanti per sviluppare strategie di sostenibilità per l'agricoltura. Con l'intesa le parti si impegnano a promuovere azioni concrete per rafforzare le condizioni di legalità, di salute e di sicurezza, anche e soprattutto attraverso una grande banca dati che sarà condivisa da tutti e un migliore rapporto tra domanda e offerta di lavoro. Noi riteniamo che il caporalato sia una forma di schiavitù e soprattutto non aiuti le imprese regolari, quelle che pagano le tasse, quelle che fanno tutto con serietà, e quindi il caporalato va colpito sia sul fronte dei lavoratori che sul fronte dell'impresa perché è concorrenza sleale. L'agricoltura veneta conta 65.000 aziende con circa 174.000 occupati e 350 prodotti tipici, vale 6 miliardi di PIL, seconda solo alla Lombardia. Quello siglato a Venezia è un progetto all'avanguardia in Italia. In Veneto non ci sono stati tanti casi, li abbiamo avuti, ma sono stati subito controllati e sedati dalle forze dell'ordine e dagli ispettorati del lavoro, ma con questo protocollo tra le istituzioni, le parti sociali e gli imprenditori agricoli e le categorie agricole noi vogliamo che sulle nostre campagne si vengano a lavorare anche persone che arrivano da altri paesi del mondo, ma siano in regola e partecipano alla nostra agricoltura in maniera corretta.